Buonasera dal Palazzo Maschini, è la penultima di Serie 2, l'ultima che gioca in casa il Seregno ed è una gara di fondamentale importanza per i Brianzoli nella lotta alla salvezza. Seregno Breganze, ve la racconta Paolo Virdi, una partita che vi ho anticipato davvero importante oggi. Il Modena, poco fa il Modena ha perso in casa con lo Scandiano per 4-3 e in caso di successo il Seregno sarebbe salvo, anche un pareggio sarebbe importante. Ricordiamo con i modenesi il Seregno ha una situazione di vantaggio avendo pareggiato qui e vinto 4-3 sulla pista di Modena. All'epoca arbitrava, era il primo mercoledì di marzo, arbitrava Luca Molli che sarà l'arbitro di questa sera, quindi un internazionale per questa partita chiave nella stagione, che è già una stagione importantissima quella del Seregno. 6 vittorie in campionato non le aveva mai ottenute, ma soprattutto solo 7 sconfitte. È la squadra che ha perso di meno dopo Breganze, Correggio Scandiano e Tiene. Un minuto di silenzio. Andiamo a vedere le formazioni. Il Breganze che avrà Antonio Tagliapietra tra i pali e Giulio Battistin suo secondo, uno dei tre. Tagliapietra Antonio ovviamente, poi con il 5 Pietro Agostini, con il 28 Tommaso Battaglin, con l'87 Tommy Volpe, con il 14 il vice capitano Facundo Opposito, con il 53 il capitano storico Stefano Dal Santo, con il 27 Giovanni Tagliapietra e con il 25 Giuseppe Tagliapietra. Il Seregno che ha la formazione base, ricordiamo ha recuperato anche Edoardo Febbo che è tornato a giocare da 2 partite dopo il bruttissimo incidente in cui ha rischiato la vita lo scorso mese di agosto. Tra i pali ci sarà Pippo Dimone, il suo vice è Leonardo Reggio, poi con il 2 Enea Pasquale, con il 3 Mauro Fiazza, con il 7 Ricky Tessarolo, con il 17 Capitan Luca Tremolada, con il 20 con il 30 Luca Vaghi, con il 33 Marco Tremolada, con il 36 Edoardo Febbo, col 44 Mattias Cirino. L'allenatore è Luca Giaroni, l'allenatore del Breganze, prima l'ho messo, ma è Gabriele Tiella che ha fatto un lavoro grandioso perché il Breganze è matematicamente prima ed è anche, avrà l'ultima partita con il Correggio, ma è ininfluente. Il Correggio ha una partita più, ha giocato questa giornata battendo il Pico in settimana, quindi Breganze che è primo matematicamente, che sfiderà la quarta. Vedremo quale sarà nel corso di questa penultima giornata. Il Breganze quindi grandissima stagione, davvero Coppa Italia un po' così, è un peccato per i rossoneri perché ha dimostrato, poi la Coppa Italia l'ha vinto il Tiene, ma poi durante il campionato il Breganze ha dimostrato di essere quasi per distacco la migliore formazione del gruppo A dove la lotta a salvezza è qualcosa di incredibile, potrebbe addirittura essere, anzi 26 punti potrebbero quasi non bastare, anzi basteranno 26 se si pensa che fino all'anno scorso 14/15 punti ed eri salvo, qui ce ne vogliono quasi il doppio. È vero che c'è il Pico che ha alzato la soglia di 6 punti, però è stato un campionato complicatissimo che il Seregno ha giocato alla stragrande, anche perché in questo momento è in vantaggio di punti con il Valdagno e di scontri diretti con il Modena, che equivale ad avere un punto in più. Adesso andiamo in cronaca diretta. Qui forse c'era fallo di Pasquale sul 27 Giovanni Tagliapietra, qua sente con una gran bordata Tessarolo, Posito e Dal Santo che ora esce da questa situazione. Poi Giovanni Tagliapietra con il 27 e qui lo vedete inquadrato con Tommaso Volpe con l'87 sul dorsale.
ovviamente con Tagliapietra tra i pali. Qui Mattias Cirino ha una mano, c'è il fallo di squadra di Giovanni Tagliapietra. Qua Fiazza tira e la risposta di Antonio Tagliapietra. Ora Volpe che trova una grande linea di passaggio, Posito, e arriva il vantaggio del Breganze dopo 1,51, il grande passaggio in verticale da parte di Volpe, e arriva il gol del Breganze con questo bel rovescio, il centro numero 29 in stagione da parte di Posito. Ottimo, davvero l'imbeccata con questa verticalizzazione perfetta. Ha alzato la testa, ha fornito la linea di passaggio, se lo è dimenticato la difesa, quindi attenzione qui che arriva Cirino dalle parti di Tagliapietra, possono ripartire i vicentini. Qua Posito, ancora Posito, giocatore sicuramente di categoria superiore, potessimo dare un MVP per qualità in questo gruppo A della Serie 2, sicuramente Facu Posito lo meriterebbe. Dunque 1-0 per il Breganze, si fa in salita per il Seregno, ma insomma partita lunghissima. Ora proprio Volpe per Tagliapietra, finta il taglio, poi mi sembra portare blocco e taglia molto bene Posito. Qui le giocate del Breganze, il lavoro di Tiella, si vede tutto. Ora Cirino, laterale di destra, punta di velocità, poi arriva proprio Posito a fermare il connazionale, ripartire dalla destra. Posito centrale, si accentra, gran palla per Dal Santo e arriva facile in buca d'angolo Stefano Dal Santo. 2 minuti e 38, scusate, 2 minuti e 48, 2-0 per il Breganze. Peggio il Seregno non poteva cominciare, ma se c'è una sola partita in tutta la stagione in cui la pressione pesa sulle spalle dei ragazzi di Luca Geroni è proprio questa, e la si è vista tutta. C'è la tensione, la responsabilità, se nel pre-match i ragazzi comunque si vedeva abbastanza sereni, le facce, la tensione e così nel pre-partita, devo essere sincero, non l'avevo mai vista, intravista per esperienza. Speravo non fosse un dato reale, ma non si sbaglia mai, la postura e l'espressione del volto la dicono tantissimo, e quindi la tensione per ragazzi che insomma alla fine sì, l'anno scorso si sono salvati l'ultima giornata, ma di partite così decisive, stiamo parlando di atleti dal 2004 in giù, praticamente tolto Dimone, perché Cirino, Tessarolo e Pasquale sono 2004, Fiazza nel 2005, non ne hanno vissute tantissime. Ora Mattias Cirino, attenzione Cirino che fa una gran giocata con un'alza e schiaccia che si perde a lato di un niente. Comunque i tagli verticali del Breganze, il movimento senza palla e il gioco a due, andando a lavorare negli spazi in verticale, sono stati la chiave di questo doppio vantaggio rossonero. Breganze che ha tirato in porta 3 volte, ha il 66,6% di realizzazioni. Mauro Fiazza cerca di andare in mezzo a 3, bravissimo Fiazza ancora, poi si apre la conclusione con la stecca Volpe, si salva Fiazza, poi libera Tessarolo che ha una mano, trova Pasquale, gran tiro, stop e tiro di Enea Pasquale, il ragazzo di Valdagno. Ora Cirino dalla destra, ancora Mattias Cirino, gira dietro, porta a Volpe sulle sue tracce, poi Tagliapietra va a lottare Tessarolo, molto bravo contro Tagliapietra, poi la palla schizza contro il fondo della porta, Tagliapietra esce, porta un blocco Posito, però è in movimento Luca Molli, fischia il fallo, è il secondo di squadra. Luca Molli, arbitro internazionale per questa partita comunque importante, forse la più importante di questa stagione del Seregno, che però insomma ha battuto il Correggio qui 2 settimane fa, ha vinto a Tiene, ha vinto in casa del Bassano, ha vinto in casa del Modena, non ha mai perso con lo Scandiano. Seregno che ha giocato sicuramente una grande annata, forse c'è qualcosa a cui si può imputare contro Valdagno e Trissino, che sono effettivamente 2 farm team che schierano ragazzi anche del 2008, del 2009. Ha conquistato un solo punto, un pareggio in casa con il Valdagno, poi 2 KO con il Trissino.
Questo è così, l'unica zona d'ombra in un'ottima stagione. Cirino! Accelerazione, botta in diagonale, non può nulla sulla pantaglia di Tagliapietra, palla sul secondo palo e arriva il gol, l'accelerazione centrale, il gran diagonale a fil di palo a mezza altezza, tiro perfetto di dritto Mattias Cirino. Per lui è il gol numero 23 in stagione, miglior, sicuramente il fatturato più grande. Qui c'è Fiazza, e con l'occhio Molli Fiazza. 20 e 21, vi dicevo, insomma, l'hockey, no, davvero 2 gol di vantaggio, ma nemmeno a un minuto dalla fine sei sicuro di averla vinta. Il bello, uno dei tantissimi aspetti belli di questo meraviglioso sport. Ora Cirino intercetta il passaggio, 2 contro 1, Tessarolo non arriva, la pallina a Cirino. Qui grande lettura difensiva, diciamo che dopo il time out la formazione di Geroni è tornata in pista con un po' più di tranquillità e sicuramente facendo meno errori in fase difensiva. Ora Posito, laterale di destra per Posito, va a giocare con Volpe, si apre per Stefano Dal Santo, espertissimo Dal Santo. Qui bello il gioco dietro porta, poi la conclusione di Volpe, la gran parata di Mone. Fiazza a Dal Santo, viene triplicato, Fiazza è bravo a portarsene via 2, vediamo se riesce a uscire dall'angolo. No, il tocco di Posito rischiosissimo per Volpe, poi Volpe attacca Fiazza che lo tiene col fisico. Volpe, raddoppio di Cirino all'angolo, palla a 2, dice Molli. E dunque sono andati 6 minuti, 2-1 per il Breganze. Fiazza alza la testa, c'è Tessarolo, ancora Ricky Tessarolo per Mattias Cirino, a destra salta, Tagliapietra, poi mette una pallina di sponda per Fiazza. Pasquale finta il rovescio, poi scarica male, Tagliapietra può ripartire, occhio perché è un 3 contro 3, chiude con un grande stop e tiro che esce una spanna, l'incrocio dalla destra di Dimone da parte di Facu Posito. Ora Riccardo Tessarolo, Posito lo segue, Tessarolo Veronica, gira dietro porta, positivo l'inizio di Riccardo Tessarolo, lui giovanili del Bassano 54, arrivato davvero in sordina l'anno scorso, ha perso tantissimi chili ed è cresciuto in maniera esponenziale. Occhio a Pasquale, la palla che colpisce la stecca, spero, Dal Santo, che è d'acciaio, perché Stefano è d'acciaio, però una pallinata così aia, sul guanto, una botta sulla mano di Stefano Dal Santo, queste fanno malissimo. Davvero, se c'è penso, vediamo se uscire, speriamo che non sia nulla di grave per Stefano, anche perché insomma siamo a fine stagione e in una situazione simile Fiazza ha avuto una frattura al pollice della mano destra, proprio identica a questa, e che non gli ha consentito di giocare un paio di partite. Poi c'era la pausa di mezzo e la pausa per il turno di riposo del Seregno, e poi settimana scorsa con un pollice fratturato 15 giorni prima Fiazza ha piazzato un gol strepitoso al Correggio sotto l'incrocio e l'assist a 1:20 dalla fine col Contagiri, che ha messo a porta vuota Cirino con un pollice fondamentalmente fratturato. Mauro Fiazza davvero il lodigiano, 2 anni sempre in grande crescita. Ecco, se c'è un giocatore da cui questo Seregno non può fare a meno è Fiazza. Qua lo vedete, l'assist per Pasquale, la palla parata da Tagliapietra, avete visto l'assist con un gran senso del tempo di Fiazza, che ha aspettato quasi una frazione di gioco, è andato da Enea Pasquale, l'ha messo davanti a Tagliapietra, bravissimo Tagliapietra ancora a rispondere, ancora Pasquale da dietro, la palla dentro, la colpisce Tessarolo, ma a porta vuota la pallina attraversa tutto lo specchio ed esce dall'altra parte. Il triangolo offensivo, Pasquale Fiazza Tessarolo, occhio al taglio di Cirino, qui la mette in mezzo, non c'è spazio per Pasquale, Volpe va già di là ma c'è già Cirino a raddoppiare, Pasquale con una volée
anticipo, la palla salta e Molli dice palla alta. Ho curato Pasquale, che è uno che si lascia sempre andare a scene. Questa sera col fischietto via Regino è stato immobile. Devo dire che davvero la personalità degli arbitri in pista e l'empatia mettono tutto, vuol dire proprio un'altra partita. Ora è entrato con il numero eh, 28 Tommy Battaglin, un prodotto di casa come ad esempio Agostini. Qua Battaglin, grande botta e il recupero, attenzione, Posito, gancio Dimone, e poi lascia lì la pallina e arriva ancora Battaglin. Eccolo qui, è entrato in pista Pietro Agostini, lui da sempre al Breganze, che fisicamente è cresciuto molto Pietro Agostini, 20 anni. Ha tanta esperienza ormai Agostini, anche perché gli anni della 1, poi con la retrocessione, ma insomma Breganze è una delle capitali del nostro hockey, che ha dato veramente natali a tantissimi giocatori. Cito solo Girardelli, Battistella e poi mi fermo lì. Ora Pasquale di rovescio da metà pista, la tocca Tessarolo, la palla esce di un niente, ancora Tessarolo, alza e schiaccia, la palla è lì. Riccardo Tessarolo, un fattore in questo inizio di partita. Occhio intanto a Agostini, mette una gran pallina. Posito, tutto quello che fa crea pericolo a ogni pallina. Attenzione Pasquale, c'è Cirino che se la fa dare in consegnata, poi Cirino gira dietro porta, c'è Fiazza, era libero Fiazza, qui pensato alla soluzione in alza e schiaccia Mattias Cirino, che poi torna e mette fallo alzando la stecca. Sono andati 9 minuti e 17 secondi, punteggio di 2-1 per il Breganze, ma la partita è apertissima, vicinissimo il Seregno con una pallina di Tessarolo che ha attraversato tutta l'area. Occhio Cirino, la salva col corpo Posito, poi c'è questa linea di passaggio verso Agostini, Simone rifinisce Pasquale, Tessarolo che riparte, passa la metà pista, va uno contro tutti, Tessarolo dentro, gran pallina, poi è Battaglin che taglia fuori Fiazza. Ora Cirino per Fiazza, qua Fiazza stoppa, non è pronto per il tiro, Cirino è in mezzo a tre, prova la giocata, poi Posito fase difensiva, recupera, taglia, sono in tre quelli del Breganze, prova il tiro Volpe, ma c'era un taglio di Agostini e il rimorchio di Battaglin che da destra stava convergendo verso il centro, poi Cirino che se ne va, attenzione, sradica questa pallina, parte, tira, la deviazione di Posito che prende una seconda pallinata addosso. Stoico qui, Pasquale, stop e tiro, palla larga, rebound per Fiazza, Seregno che ha il possesso offensivo. La palla non ha toccato la porta, quindi ci sono 30 secondi alla fine, entrava Marco Temolada al posto di Mattias Cirino, che ha dato tantissimo in questi primi 10 minuti, ma è una risorsa. Cirino di quest'anno è un atleta migliorato tantissimo, che crea break. Ora Tessarolo, rovescio, la conclusione la prende con la parte del guantone destro, quello che tiene la stecca con la parte interna, taglia pietra e la sfera gli sfila le spalle dalla parte opposta, quasi andando a lambire il palo alla sinistra. Time out, credo che questa volta chiamato da Tiella.
Si riparte, 11 minuti sono andati via, siamo 2-1, partenza veemente del Breganze con due reti in 2 minuti. Poi il Seregno si è ripreso con Cirino 2-1, poi ha costruito un paio di palle gol. Dimone una sola imparata a annotare sul taccuino. C'è Battaglin con Giuseppe Tagliapietra. Attenzione, intanto scusate, con Antonio Tagliapietra. Attenzione adesso qua Piazza che si va a recuperare questa pallina, riparte adesso dall'altra parte Pasquale, poi arriva la gran parata di Tagliapietra, ma attenzione, va già di là, testa a testa Volpe, tenta lo scavetto ma la colpisce troppo sotto, la palla si alza, contropiede in campo aperto, vicinissimo al gol di Seregno, vicinissimo al 3-1 il Breganze. Marco Tremolada contro Tagliapietra. Ora proprio Marco Tremolada va a toccare il guanto. Il portiere rossonero poi perde palla. C'è un contropiede. Va da solo Battaglin che vede a scarico Agostini. Attenzione col rovescio. Centrale, Dimone fa l'intervento. Tessarolo va di là. Tessarolo. Piazza! La palla poi resta lì con la parata di Tagliapietra. Vicinissimo al 2-2. E poi la sfera è sull'esterno della rete da parte di Agostini. Tremolada recupera. Pasquale poi rifinisce. Visto con il 13 Antonio Tagliapietra, classe 2007, per lui in A2 10 presenze e 2 reti. Qua interviene Agostini che mette giù una pallina, Marco Tremolada la recupera, poi Volpe va da Battaglin. Ancora Agostini, guarda il portiere Giuseppe Tagliapietra. Classe 2004, poi qua Marco Tremolada che davanti a Tagliapietra non riesce a concludere. Seregno che ormai a ogni azione si presenta davanti a Giuseppe Tagliapietra e non riesce a trovare la rete del pari, ma poi in un paio di situazioni pericolose come quella precedenza con Volpe che ha alzato un po' troppo la mira, concede spazio, ma d'altronde quando si pressa così la coperta è corta. Qui Battaglin è più lesto di Cirino nel individuare la sfera, recupera, rientrato Stefano Dal Santo, quindi era solo una botta. Attenzione, Agostini fa protezione, poi si libera di Pasquale e Dimone si salva. Ottimo il movimento da parte di Pietro Agostini. Classe 2003. 4 giugno saranno già 22 anni, lui 13 partite 12 gol, è a secco dal 9 di febbraio. Eccolo qua, Agostini va a tirare, la palla è alta senza deviazione, la rete di fondo. 10:50 alla fine di questo primo tempo. Cirino, laterale di destra, arriva Tagliapietra, gli tocca la sfera, c'è poi Battaglin, ancora Cirino, da lì prova a mettere in mezzo, non ci mette la stecca Tremolada, questa palla alzata. Ora Pasquale centralmente per Piazza, non c'è il passaggio, avete visto Dal Santo dietro, era praticamente in parallelo con la stecca al parquet per cercare di intercettare l'eventuale passaggio. Pasquale con un sottogamba anche di buona fantasia e intelligenza. Piazza comunque recupera Tremolada e Cirino. Ancora Mati Cirino, laterale di destra. Va da Piazza, adesso si gira larghi, quasi come se fosse messo a quadrato il Breganze. Vedete la disposizione. Qui il tiro, la deviazione sulla conclusione di Tremolada. Battaglin e Agostini. È un po' scoperta da questa parte il Seregno. Ora bravissimo Pasquale con il suo intervento difensivo. Pasquale dentro per Marco Tremolada. Poi resta
il recupera, Tagliapietra per Agostini che gira dietro la porta di Dimone e poi c'è Tagliapietra che va nella lunetta a disturbare Dimone. Il Roller Bassano e il Tricino stanno sullo 0-0, partita che interessa la classifica per il quarto posto. Mattias Cirino, ancora Cirino che poi mette in mezzo una sfera, Tagliapietra recupera, Battaglin addomestica e va Dal Santo, ancora Dal Santo per Battaglin. Pietro perde il controllo della sfera, i 5 secondi scadono, possesso offensivo del Seregno gratuito. Entrano Luca Tremolada e Febbo che ha già giocato anche con il Pico, lo ricordiamo per chi magari non avesse un po' così seguito le sue vicende di Edoardo Febbo lo scorso agosto, vittima di un bruttissimo incidente stradale con fratture multiple e emorragia interna. È stato sostanzialmente con un paio di ferri in corpo fino a un paio di mesi fa, davvero non si pensava neanche potesse tornare a giocare, e invece la passione di Edoardo Febbo lo troviamo per fortuna ancora qui, ma fu veramente un incidente molto molto pericoloso. Luca Tremolada fermato da Tagliapietra che alza la testa, vede Battaglin, occhio qua che c'è Agostini che fa con un dai e vai, Febbo recupera molto bene, poi Cirino, bravo Cirino, alzare la testa e va da Fiazza. Febbo, 2 Tremolada e Luca Vaghi 2009 sono loro, occhio che tanto Fiazza, rovescio alto, i prodotti dalla cantera del Seregno. 4 giocatori fatti in casa in Brianza, è difficile veramente vederli. Qui Febbo e Tagliapietra, Febbo tocca la sfera, poi subisce il ritorno dell'avversario e riparte il Seregno, prende anche un colpo sotto il casco da parte di Febbo. Tagliapietra, pallina di Cirino per Luca Tremolada è pretenziosa nella sfida tra capitani Stefano Dal Santo e Luca Tremolada. Arriva Dal Santo, poi Battaglin, 7:41, ritmi scesi in maniera drastica in questi ultimi minuti. Le squadre hanno esaurito l'adrenalina iniziale. Seregno che adesso trova meno spazi, Breganze che praticamente non riesce più ad arrivare da Dimone, insomma parate importanti di Dimone. Negli ultimi 10 minuti non ne abbiamo da segnalare. 5 secondi, Febbo deve partire da lì. Cirino, arriva un blocco alto di Pasquale che poi si apre, c'è Febbo, gioca a ridosso alla metà pista, Febbo va ancora da Cirino, altissimo il Breganze, vedete Dal Santo, Agostini e Tagliapietra a ridosso della metà pista, Luca Tremolada accelera, la palla toccata da Battaglin, bravo Tagliapietra a salvare l'intervento di Giuseppe Tagliapietra, ottimo portiere, sempre molto affidabile. Ora Agostini parte ma la sfera gli salta e resta lì. Ora Battaglin e Breganze che gioca a 6:54 con tutta la calma del mondo. È prima, è in vantaggio di un gol. Non ha assolutamente... Qua Cirino, bravo Cirino ad andare via, un 2 contro 1, attenzione Cirino, Pasquale, la palla è larga, forse anche col gambale Giuseppe Tagliapietra con la punta del gambale riesce a toccare questa sfera, Battaglin mette in mezzo una gran pallina che salta davanti alla stecca di Pietro Agostini che perde un mezzo tempo di gioco e non riesce ad andare alla battuta. Pasquale non ha visto la linea di passaggio per far tornare la sfera al compagno e ha provato il diagonale, da lì a quel tipo di conclusione il ragazzo di Valdagno l'anno scorso al Trissino. Qua Dal Santo, stop e tiro, una delle sue conclusioni larga, ancora non l'ha fatta vedere Dal Santo, questa è la prima ma starà scaldando i motori conoscendolo Stefano Dal Santo che insomma li ha fatti tanti da lontano di potenza e precisione, ma Cirino accelera, Cirino poi chiude, capisce tutto, chiude Tagliapietra, abbassa la testa e se ne va. Tagliapietra salta tutti, arriva da Dimone, eccola qua l'occasione del Breganze, non ha guardato in faccia a nessuno, ha visto dello spazio libero, un paio di finte, un gancio, un'accelerazione, bravissimo Antonio Tagliapietra.
lui 2 gol con la 2-11 in 3 partite nella Coppa Italia DB e 36 nell'Under 19 in 15 partite. Altri 12, scusate, nel campionato 2 15 partite e 12 gol. Poi nell'Under 23 ne ha fatti altri 5. Adesso non ho la calcolatrice, ma magari nel secondo tempo ve lo dico i gol che ha fatto in stagione Antonio Tagliapietra. Insomma, uno dei baby talenti più promettenti. Poi baby, il 2007, quest'anno farò 18 anni, quindi insomma ad agosto diventerà maggiorenne. È vero che si diventa maturi nell'hockey molto tardi. Io faccio sempre un esempio, ad esempio cito quello di Andrea Malagoli, che intorno ai 28 anni è diventato il giocatore di valore europeo assoluto che è adesso, non lo era prima. Time out, 4:53. Sentito le urla di Luca Tremolada, non dobbiamo prendere gol bene in difesa. 4:53, 2-1, mancano insomma 29 minuti e 53 alla fine, più o meno 2 vite sportive nell'hockey. Fiazza, Tremolada, Tessarolo e Pasquale, questi i 4 davanti a Dimone. Di là ci sono i 2 Tagliapietra, Dal Santo e Posito. Tessarolo! Tagliapietra di puro istinto. Di puro istinto. C'è andato Giuseppe Tagliapietra. Il fallo di squadra. Qua Posito, sale Giovanni Tagliapietra a portare un blocco, poi taglia, arriva Posito. E qui invece Antonio Tagliapietra, poi Dal Santo trova Posito, ancora Posito, Luca Tremolada gli resta incollato, ma la palla è fuori per Dal Santo. Dimone, come il collega nell'azione precedente, distinto col guantone sinistro a deviare questa pallina. Posito finta ma non tira, osserva i movimenti che non ci sono, perché adesso sale a portare un blocco Antonio Tagliapietra. C'è il taglio invece di Giovanni Tagliapietra. Posito lavora per lui, arriva Antonio Tagliapietra, poi Fiazza con l'anticipa, ancora Giovanni per Posito. Breganzi che adesso ha rialzato un po' i ritmi. Tiella sicuramente i suoi ha chiesto di tornare ad alzare la velocità di azione, perché comunque così non era stato. Attenzione a Tagliapietra, che poi trova Fiazza che gli sradica la pallina dal bastone, riparte di là. Tessarolo carica, tira e via Dal Santo, che penso l'abbia presa anche addosso, perché poi a un urlo fatti una smorfia, esatto, indovinato, forse sul pattino l'ha presa. Posito carica la deviazione di Dimone, era in diagonale sul primo palo e poi la gran parata in pantaglia da parte di Pippo Dimone sull'assist per Giovanni Tagliapietra. Ora Enea Pasquale che va a aprire per Tessarolo, che lotta con Antonio Tagliapietra. Ancora Tessarolo, Enea Pasquale, ancora Tessarolo dentro per Luca Tremolada. Esce Giuseppe Tagliapietra, anticipa Dal Santo, poi si arresta e va a scambiare con Giovanni e poi Antonio Tagliapietra. 2,5 alla fine di questo primo tempo, bello nella prima parte, e poi i ritmi si sono
scemati, sono abbassati in maniera importante. Qui Dal Santo va di rovescio, qui con il fisico Luca Tremolada che poi riparte. Tremolada, attenzione, Luca Tremolada che trova il peggior cliente possibile. Dal Santo con la stecca a mano sinistra, lì va a deviare Tessarolo e Pasquale. Poi Luca Tremolada proprio per Ricky Tessarolo, c'è Fiazza, tira ma adesso non riesce a trovare verticalità con questa pallina dentro. Dal Santo è di fisico in anticipo su Mauro Fiazza, poi finta e se ne va con la mano mancina, lo aspetta Luca Tremolada, rischiosissimo l'intervento da lì, poi taglia pietra, c'è un fallo di squadra, contrasto sull'accelerazione di Tagliapietra. Camolli fa scendere punizione. Qua il tiro al volo di Posito. E poi recupero Posito, poi Dimone, poi Posito. Due volte dorme la difesa del Seregno, ne approfitta un rapace d'area come Facu Posito. Segna il gol numero 30 in stagione. Supera anche Calvo in vetta alla classifica cannonieri e va sul 3-1 il Breganze. Notte fonda qui per il Seregno. Mattias Cirino, ancora Cirino in mezzo a tutti, Cirino, poi Posito, qui perde il guanto, Tagliapietra, attenzione, e lo recupera. Qui arriva Pasquale che recupera pallina, resta per terra Tagliapietra, si rialza, Fiazza, la palla però Tagliapietra la lascia lì, ma occhio perché Posito la recupera, era rimasto un giro indietro, Posito, scusate, Tagliapietra, e quindi si è trovato con la situazione giusta per andare sul 4-1, un più 3. Il Breganze qui avrebbe forse sì indirizzato la partita. Ora dentro Tessarolo per Cirino. Ora Posito taglia Dal Santo che arriva a rimorchio. Dal Santo pesca molto bene, Tagliapietra, e c'è il grande intervento con la punta della stecca di Dimone, può andare di là, già rientrato Dal Santo che chiude la strada a Enea Pasquale che poi si perde in uscita da dietro porta. Posito prova ogni azione, Posito davvero va di là. Ora Fiazza per Pasquale, per Fiazza giocata a 2, poi arriva Cirino, 14 secondi alla fine, 3-1 per il Breganze che è venuto qui nonostante fosse prima matematicamente, sicuramente come deve fare ogni squadra di questo campionato, a giocarsela. Qui Tessarolo con la deviazione a 2 secondi dalla fine. Finisce il primo tempo, 3-1 per il Breganze sul Seregno. Noi ci sentiamo più o meno tra 8 minuti.
Bentornati dunque dal Palazzo Maschini per il secondo tempo di questo Seregno Breganze. 3-1 per i rossoneri, inizio di partita con un Seregno davvero troppo teso e due gol nei primi 2 minuti. Poi Mati Cirino dopo 4 e mezzo segna il 2-1 e poi Posito, che è un fattore in questa categoria. Si riparte con Giuseppe Tagliapietra, Volpe, Dal Santo, Agostini e Posito. Dall'altra parte Dimone, Tessarolo che ha appena tirato, Pasquale che recupera questa pallina, Fiazza e Cirino. Questo è lo starting five di questa stagione di questo Seregno. Qua la gran bordata da parte di Cirino, la parata comoda da parte di Giuseppe Tagliapietra. Di là Tiella che ha già utilizzato anche la panchina. Breganze che è primo, meritatamente primo in questo gruppo A della Serie 2. Ora va a giocare nell'angolo, bravo Pasquale a far saltare questa pallina, a mettere fuori tempo Pietro Agostini e far ripartire i suoi. Ora il Seregno con Pasquale in profondità, passaggio sbagliato, Posito senza fare fatica recupera questa pallina, riparte, occhio al taglio di Agostini e poi Tagliapietra e Dal Santo. Scadono i 10 secondi di possesso gratuito per il Seregno in zona offensiva. La distanza, Fiazza Cirino che tira adesso Tessarolo dietro porta per Pasquale che carica, deviazione ancora Dal Santo, poi arriva Tessarolo ma Agostini viene via, è bravo a recuperare. E poi Mattias Cirino che detta una punta di velocità, conclusione con la pallina troppo centrale, raso terra, è uscita male dalla stecca. Questa è forse l'arma principale, cioè la punta di velocità di Cirino. Qua Tessarolo ha anticipato bene da Agostini, Dal Santo che va da Volpe. 2 minuti se ne sono andati. Ancora Volpe, la palla resta lì, Cirino che lotta e poi Pasquale, Dal Santo mette la stecca, la deviazione e poi Cirino che la alza, non riesce a girarsi, poi alla fine ci prova Pasquale al rebound, alza un attimo la pallina, avete visto per un attimo inquadrato Tommaso Colamaria, responsabile degli allenatori del Seregno, del giovanile, responsabile tecnico, diciamo il formatore degli allenatori di questa società. Ora Cirino per Pasquale che gira molto bene, Tagliapietra salva su Fiazza, poi Dal Santo esce ma il contrasto lo vince Fiazza, c'è il dai vai con Cirino, Fiazza che poi la alza, vicino al gol il Seregno, deve provare a riaprirla quasi subito, e comunque abbiamo visto che il Breganze ha davvero nelle proprie corde tanta qualità. Dimone toglie questa pallina di Agostini che era destinata all'incrocio dei pali con grande naturalezza, il portiere dato e cresciuto Pieve San Giacomo, occhio attenzione, ancora a fermare Agostini. Due interventi da portiere di categoria superiore. Qual è? Pippo Dimone, Cirino prova ad accendersi, Cirino ce l'ha sul rovescio, Tagliapietra interviene molto bene. Volpe adesso si gioca un po' come nel primo tempo, cioè con tanti capovolgimenti, al primo passaggio si va in porta, Cirino anticipa Dal Santo, palla in tribuna e si riparte. Tiella va a dare consigli a Volpe. Dal Santo per Posito,
Agostini lavora con Fiazza, dietro porta, esce Tessarolo, non riesce a intercettare questa sfera, ora Dal Santo. Qua c'è Volpe, Cirino a cacciare la pallina a Tessarolo e Pasquale che interviene, un po' troppo lezioso il Breganze, perde una pallina sulla sponda e Seregno può andare di là. Pasquale per Tessarolo, Tessarolo fa protezione su il pressing di Agostini, è altissimo il Breganze, va da Pasquale, esce Tessarolo, c'è Fiazza solo, Fiazza! Cosa ha fatto Tagliapietra? Una grandissima parata da parte di Tagliapietra, era praticamente battuto distinto, ha alzato il guantone, ha fatto una grande parata, si va di là con un 2 contro 1 ancora, Cirino tira e arriva Dal Santo, grandissima parata di Tagliapietra. Se abbiamo il replay della parata di prima, vabbè, fa niente, se no c'è un time out chiesto da Gabriele Tiella. Che parata ha fatto Tagliapietra, mamma mia, col guanto di richiamo, la botta sicura. Attenzione perché nell'altra partita il Roller Bassano è sotto con il Trissino. La situazione in Serie A2 a livello salvezza è davvero pazzesca. A 22 c'è il Valdagno, a 23 Modena e Seregno, a 24 tiene e Trissino, a 25 il Montecchio che ancora non è salvo matematicamente. Davvero, a 26 c'è il playoff promozione, quindi in 4 punti c'è praticamente, tolto il picco e le prime 3, resta tutto un gruppo di squadre che si lottano per la salvezza, tranne Rolle Bassano e per il playoff promozione, perché ipoteticamente vincendone 2, attenzione, intanto Cirino, lo stesso Seregno vincendone 2 potrebbe andare a 29, occhio Posito, poi qua la stoppa, si potrebbe usare anche il pattino, ma qua Cirino, attenzione Cirino, carica la palla, colpisce il palo, esce, scheggia il palo Cirino. Qua Mattias Cirino che riparte, ancora lui con questa pallina, palla alta e può andare di là Agostini che la controlla male, bravo a recuperare la Tessarolo, occhio perché Dal Santo è già lì, Posito la alza, la manda fuori, mamma mia, l'ha alzata in una frazione di secondo, fa Posito, ora Tessarolo. Per Fiazza, entra Marco Tremolada per Cirino. Sono andati 6 minuti di questo secondo tempo. Palo esterno di Cirino, ha avuto un paio di buone occasioni. Qui Tessarolo contro Volpe, il fisico del rossonero. Ora attenzione, Posito che si gira, una Veronica tra la balaustra e Molli, serve Volpe, Dal Santo. Breganze che quando corre e prende velocità, davvero una squadra che gioca molto bene su tempi, timing, la precisione e la velocità di questa squadra che ha rotazioni molto profonde e il livello non si abbassa veramente mai. Occhio a Tessarolo, recupera questa pallina, poi Posito ci arriva con la punta del... attenzione a questa palla su Marco Tremolada, proprio di Tessarolo. Fiazza lascia lì la sfera sulla stecca di Dal Santo, poi occhio Agostini, Dal Santo, attenzione al Breganze, poi Enea Pasquale, grande intervento difensivo ancora del numero 2, poi scende, è raddoppiato tra Volpe e Dal Santo, Pasquale per Fiazza.
alla conclusione di Tessarolo, e poi rimpallo favorisce formazione maglia bianco-verde. Fiazza prova a entrare in mezzo a due, ma sono Posito e Agostini. E poi gioca anche col cronometro male Agostini, perché va in angolo, Dal Santo la lascia lì, e dunque Seregno che ha un possesso gratuito. Ora tagliapietra per Posito, bravissimo. E Nia Pasquale a recuperare. Fiazza, c'è Marco Tremolada, potrebbe tirare, ma davanti a sé Dal Santo. Poi cerca un tiro accompagnato che così poco può andare. Occhio perché esce male Dal Santo, tocca male la pallina, ma poi alla fine Volpe porta bene un blocco Dal Santo. Posito, tagliapietra, la domestica e va da Volpe. Ancora Posito, 16 alla fine, sempre 3-1 per il Breganze. Adesso la conclusione da parte di Volpe, e poi Fiassa che lo marca bene e recupera la pallina. Marco Tremolada, laterale di destra, finta tiro, pallina strozzata, ma con davanti Dal Santo è veramente difficile cercare di arrivare in porta. Qua tagliapietra, accelera, arriva a chiudere Cirino, rispedito in pista da Luca Giaroni, e palla a 2. Marco Tremolada, Cirino, Fiazza e Pasquale. È uscito Tessarolo, quintetto sicuramente più fisico. Entra intanto Battaglin. Qua Dal Santo lascia lì una pallina, la recupera Fiazza, va da Marco Tremolada, davanti a sé Battaglin. Ora Cirino da destra, Cirino dentro, non la tocca Tremolada. Palla interessante quella di Cirino, poi raddoppio in un pressing alto di Tremolada che consente il recupero di Mattias Cirino, che se la alza, non va da Fiazza che era lì a dare una linea di passaggio. Pasquale molto bravo a recuperare questa pallina. Tremolada che apre di prima per Fiazza. Marco Tremolada, Giaroni grida ritmo, ma è difficile partire da fermi contro una difesa alta, anche di 4 fisici importanti come Dal Santo, Posito, Battagline e Tagliapietra, che comunque occupano bene gli spazi. Qui dimenticato Battaglin, che poi ha un brutto controllo, scivola, si rialza, Molli non ravvede nulla come giusto che sia. Qua Tremolada e poi Tagliapietra col guanto, bravo poi ad andare sul primo palo. Pietro Battaglin sopra la metà pista. (14 alla fine, sempre 3-1, non si è ancora segnato in questo secondo tempo. Sull'altra pista il Valdagno sta vincendo 2-0, il Trissino scusate, sta vincendo 2-0 sul campo Raule Bassano. Domani c'è Valdagno, tiene, occhio a Fiazza, la palla è fuori, palo di Pasquale sul tapin per un 2 centimetri, non la riapre qua Dimone, deve intervenire perché era già di là, Tagliapietra. Qui bravo Dimone a recuperare, Marco Tremolada è molto bravo a andare via. Poi Fiazza per Pasquale. Pasquale si aiuta con la balaustra, ma trova un giocatore bravo come Posito a giocare la pallina. Tagliapietra. Fallo di Fiazza, è il quarto del Seregno, 5 del Breganze, è una partita totalmente corretta. Cirino
Cirino va in mezzo a due, entra anche Antonio Tagliapietra con Giovanni, poi arriva Battaglin. Pietro Battaglin salva per Dal Santo. Dal Santo, Battaglin la lascia lì, Marco Tremolada anticipa, Cirino chiama Pasquale, a un 3 contro 2, il peggior 3 contro 2 della storia, penso, questo giocato dal Seregno in questa occasione. Cirino davanti a sé Tagliapietra, lo punta, lo salta, poi rientra, viene raddoppiato e alla fine non la perde ma la tiene. Bravo Mattias Cirino qua in questa occasione, adesso sta cercando un compagno, non c'è una linea del passaggio, deve rifugiarsi da Tessarolo, è uscito a rifiatare anche Fiazza perché ha davvero dato l'anima finora. Marco Tremolada si fa passare la pallina dentro la schiena, solo che davanti a sé ha Dal Santo. Dentro Dal Santo, il palo di Tagliapietra, questa volta Dimone battuto, Tessarolo fa un gran lavoro in sponda e poi Tagliapietra, un miracolo con il casco. Il palo di Antonio Tagliapietra. E di là il... Dunque sempre 3-1 per il Breganze, che è andato vicinissimo al quarto gol con un palo colpito da Antonio Tagliapietra da 2 passi. Ora punizione all'angolo, si rientra 11:51 alla fine di questa gara. Qui Seregno, nel caso in cui vincesse, sarebbe matematicamente salvo, ma difficile far 3 gol al Breganze in meno di 13 minuti, quando insomma a fine gliene è stato fatto uno in quasi 40. Squadra poi molto completa, qui con la garra e con la tecnica, l'intervento difensivo di Pasquale che poi porta a un blocco. Cirino non salta Battaglin, si riparte da Tessarolo e ancora Pasquale che prova dentro da pallina. Dal Santo può ripartire, Tessarolo rientra, Dal Santo, Veronica, ottimo rientro difensivo di Riccardo Tessarolo. Qui Tagliapietra si apre il tiro, poi centrale, Dimone interviene, Tessarolo recupera un'altra pallina, se ne va Tessarolo dentro per Pasquale. Il rientro di Tagliapietra è intelligentissimo, evita la conclusione. Poi Marco ha una mano, Marco Tremolada, bravissimo a evitare Dal Santo e a trovare a una mano la conclusione. Insomma, oggi pochissimi hanno interventi così. Qua Antonio Tagliapietra per Battaglin, ora Tagliapietra sfrutta il blocco del fratello, poi si rimette in proprio, Pasquale non riesce a togliere la pallina a Tagliapietra che dà una sfera lì a Battaglin, arriva quasi come se fosse un consegnato il passaggio a Giovanni Tagliapietra, il suo rovescio è largo, arriva Antonio, occhio dietro la porta, scambio tra fratelli, il terzo è di là in porta ed è stato determinante questa sera in un paio di clamorosi interventi. Qua Cirino la leva, palla alta, sono scaduti i 45 secondi. Punizione dall'angolo alto, però ha suonato la sirena di 45 contestualmente al fischio di Molli e quindi penso che possa solo toccare la pallina verso la porta, perché i 45 sono fondamentalmente finiti e infatti Dal Santo la mette in angolo. Ora Cirino per Tessarolo, va dentro ancora Tremolada. Tessarolo davvero ha delle giocate di grande hockey qua, attenzione al raddoppio difensivo che lascia Tagliapietra per un attimo libero di andare in profondità. Battaglin
sale Fiazza, Tagliapietra che gioca proprio con Battaglin, ora Cirino che se ne va via a destra, a sinistra, scusate, Cirino dentro, Fiazza al tocco, Tremolada non ci arriva Dal Santo, fa la gran giocata, poi sotto le gambe a Tremolada, grande Stefano Dal Santo questo intervento, poi Tremolada sul recupero di Fiazza, Tremolada, che gol di Marco Tremolada, il 3-2 a 9:11 dalla fine, mamma mia che gol ha fatto Tremolada! Questo è davvero un gran gol, perché il gancio va sul rovescio, fa una mezza finta, si appoggia sul guantone sulla sinistra, diciamo. Giuseppe Tagliapietra in fila di croce dei pali, aveva bisogno di un gol il Seregno per tornare vivo e rendere davvero molto interessanti questi 9 minuti, ma se c'è una squadra che non molla mai è proprio questo Seregno, perché davvero l'ha fatto vedere, ve lo ricordo, 2 settimane fa dal Correggio. Prese 2 gol nel momento più decisivo, quando sembravano avere le mani sulle ginocchia, e così non poterla riprendere a 80 secondi dalla fine. Cirino, Fiazza impacchettarono un 3-2 direi determinante per essere arrivati davvero a questo punto, cioè a giocarsi una salvezza partendo non da giocatore. Qua è stata la gran conclusione di Marco Tremolada sull'esterno della rete, on fire decisamente Marco Tremolada, Battaglin se ne va, fallo di squadra, è un Molli che dice qualcosa a Marco Tremolada. E quindi un Seregno che parte in classifica non come è capitato finora nelle ultime stagioni, cioè per arrivare all'ultima giornata a dover inseguire e magari vincere, ma addirittura dietro a 3 squadre, ne vanno giù 2 in questo girone e 0 nell'altra, ma non voglio così discutere su questa regolamentazione, però col picco a 0 punti come si poteva immaginare. Qua intanto attenzione a Luca Vaghi, messo in pista, la prima pallina toccata da Vaghi, per chi insomma così non seguisse sovente le partite del Seregno, è un 2009, ha appena fatto 16 anni Luca Vaghi, gran prospetto qui. Antonio Tagliapietra scippa questa pallina a Tessarolo, Dal Santo va di là, poi dentro Battaglin, attenzione, gran lettura di Cirino, se ne va Cirino, c'è anche Tessarolo, Cirino, Tagliapietra, grande intervento, qui Cirino era marcato da Battaglin, non c'era veramente lo spazio, un rovescio, la palla strozzata, poi occhio perché Dimone la mette lì a Vaghi, ma arriva di rincorsa Tagliapietra, 7:49, partita che adesso è tornata divertentissima con l'estate a Sprazio, occhio Battaglin sul secondo palo, Tagliapietra si gira col casco, Dimone a chiudere il proprio incrocio, e poi palla 2, Dimone deve andare a farsi pulire la maschera dal collega Leonardo Reggio, che ha giocato anche lui, non è il vice Reggio, il collega, perché entrambi sono stati i portieri titolari di questo Seregno, delle rotazioni di Luca Giaroni, che insomma tra i fattori che hanno portato il Seregno a quota 23 punti, sostanzialmente a 3 punti dal quarto posto, mettetemela così, perché se Rolle Bassano perde e questa partita dovesse ribaltarsi in qualche modo, il Seregno sarebbe quarto. Questa è la realtà di questo girone. C'è sicuramente il lavoro biennale finora di Luca Giaroni, encomiabile, perché ha davvero fatto crescere tutti. Adesso ci sono in pista 2 ragazzi della cantera seregnese, e non che Brianzoli, tolto Matteo Galimberti, degli ultimi anni non se n'era fondamentalmente mai visto uno. Mi viene in mente Luca Marchini, ma parliamo ormai di 20 anni fa. Luca Tremolada e Luca Vaghi, il più anziano e il più giovane. Pietrano è del 2001. Ora Vaghi che punta davanti a sé Dal Santo, Vaghi con Fiazza, attaccato e raddoppiato Fiazza. Bravo a non andare in orizzontale da Cirino perché c'era Posito. Luca Tremolada stop e va da Fiazza, buona questa idea, occhio a Dal Santo, scende, finta, tira, e poi qua Dimone sul secondo palo ha messo il guantone, sapeva già dove sarebbe arrivata con la pallina. Occhio Luca Tremolada che accelera, Luca Tremolada a rovescio la mette in mezzo, Vaghi va a lottare con Tagliapietra, poi Vaghi contro anche Posito, la palla esce ma arriva per primo Dal Santo, poi Volpe, attenzione a Volpe, figlio del presidente della società rossonera, arriva Cirino che recupera la pallina e poi occhio a Volpe che quasi rientra, Fiazza dentro, Cirino, la palla sull'esterno della rete,
vicinissimo al gol con una pallina così un po' morbida. Adesso Cirino che tocca sulla spinta di Posito, vicinissimo al gol Cirino. Attenzione intanto a Luca Tremolada che recupera, occhio perché Luca Vaghi non riesce a stoppare questa pallina che gli salta sul bastone, c'è per terra Dal Santo, occhio Vaghi! Vaghi! Poi c'è Dal Santo per terra ed è rigore perché non si è alzato Dal Santo, ha toccato la sfera da terra e dunque è rigore. Stefano giustamente ride, dice di no, però rivedete l'azione. Dal Santo cade agganciato da un compagno, non si alza, ribattuta su Vaghi e poi Dal Santo da terra che di fatto ha ingombrato. C'è un rigore, 6:15 dalla fine. Il problema è che Dal Santo è stato agganciato da un compagno. Luca 6:15, attenzione, penalti. Di Dal Santo che con la botta l'ha presa e quindi a terra è rimasto perché è caduto dall'alto, non so quanto pesi Stefano, ma insomma è Marcantonio e quindi ha preso una gran botta che però era un aggancio con il compagno, la sfortuna è stata quella. E ora c'è Tagliapietra contro Fiazza, rigore 6:15 dalla fine, rigore di una davvero pesantissimo per Mauro Fiazza, che finora ne ha tirato uno, ne ha tirati 5 in tutta la stagione di rigori di Seregno, una squadra che tira nettamente meno i tiri diretti. Parte Fiazza, che spinge Tagliapietra, Fiazza! Fiazza! Il 3-3! Il pareggio del Seregno a 6:11 dalla fine! Il cuore di questa squadra! Il cuore di questa squadra! Mauro Fiazza, 3-3. 6:11. È un time out di Giaroni. Vediamo in caso di vittoria sarebbe matematicamente salvo il Seregno. Di Fiazza che si fa ribattere il tiro da Giuseppe Tagliapietra, ma infila sotto la traversa. Il gol del 3-3. Direi veramente un cuore grande così di questo Seregno, non si può dire altrimenti. Di 3-3, 6:11, adesso è tutta un'altra partita. Dal Santo, Posito, Volpe, Agostini, quasi starting five per Tiella, Vaghi, Fiazza, Luca Tremolada e Cirino. Posito esce, gira, ci sono un paio di scontri, adesso la tensione c'è anche un filo più di pubblico rispetto al solito. Dal Santo ha tutto lo spazio ma rasoterra, può partire Fiazza in contropiede, Fiazza, mette dentro, Cirino al volo con la volée, la palla è uscita di poco, occhio perché c'è questo 2 contro 2, Posito, il Breganze è ancora avanti, non si può distrarre un attimo il Seregno, il Breganze è nuovamente avanti. Sono passati 34 secondi. Ripartenza del PCC di questa Serie A2. Palla sul paletto lontano. E dunque rossoneri che fanno vedere insomma il livello di questa squadra. Campionato lo ha dominato, è andato a vincere se non sbaglio 8-3 a Correggio, posso sbagliare di poco ma quella è la dimensione del punteggio. Correggio è la seconda forza di questo torneo, attenzione a Cirino e poi Mulina la stecca, fallo di Molli, 7
falli contro il Seregno, 4 contro il Breganze, prima ve l'ho detti erroneamente, 7 contro il Seregno, 4 contro il Breganze. 5-17 alla fine, 4-3 per i rossoneri. Dal Santo per Agostini. Ora Posito che gira e deve intervenire col gambale di Mone. Posito non aveva proprio nessuna intenzione di così lasciare andare questa partita inutile ai fini della classifica. Vaghi per il suo Breganze, Vaghi. E poi Cirino la controlla e la tiene lì. Mattias Cirino deve provare con le sue accelerazioni, c'è Fiazza contro Posito in area, altissimo Luca Tremolada, altissimo anche Vaghi, la palla per Fiazza e poi proprio Fiazza. Vediamo Fiazza, deve uscire per Luca Vaghi. Arriva Pietro Agostini, recupera la pallina e spara addosso al corpo di Cirino. 4-20 alla fine, 4-3 per il Breganze. Nell'altra partita 3-3 tra Lore Bassano e Trissino. Pelva e Tottene a recuperare dal 3-1. (4-0-2). Su Posito e Agostini. Stefano Dal Santo carica dalla propria metà pista, Dimone si allunga e va a recuperare. Fiazza, c'è Cirino, attenzione sulla ribattuta, bravo Tagliapietra poi a recuperare la pallina perché c'era sul rebound qua Luca Tremolada, però è sfortunato perché sulla sua ribattuta c'era Posito. Occhio a Fiazza che va di là, aspetta i suoi, adesso hanno corso tanto anche i giocatori del Seregno. Fiazza sui gambali di Dal Santo e poi Fiazza che recupera lo stesso il suo errore. Marco Tremolada, Cirino blocca, Marco Tremolada fa saltare la palla ma la lascia a Posito, poi c'è Volpe, un 3 contro 2, Volpe tira, Dimone di posizione ed è un 3 contro 1 per il Seregno. Luca Tremolada per Cirino, la palla è lì, clamorosa palla gol per il Seregno. Ha rischiato Agostini la vita su questo tiro di Cirino e la palla che termina dall'altra parte. Ora Posito gira dietro Porta, si porta dietro Fiazza, gira nella zona più congeniale della pista, però dietro la porta. A 40 metri dalla propria Luca Tremolade, bravo nell'anticipo, poi porta il contropiede, 2-20, manca pochissimo. Speranze di vincerla ridotte al lumicino, di riprenderla qualcuna c'è ancora per la parte del Seregno. Poi Agostini sul rovescio, alla fine lo fa partire Dimone con un rimpallo della pallina che arriva a ridosso della metà campo. Dal Santo tira, Posito la tocca e alza poi il pollicione verso il compagno per aver fatto la cosa giusta. Quindi Mattias Cirino deve partire in velocità, andrà a destra, infatti arriva, esce Agostini, lo gira dietro Porta, Cirino ha una mano, la palla è lì! Marco Tremolada non riesce a indirizzarla verso Tagliapietra perché si è scontrato contro la mole rocciosa di Stefano Dal Santo. Adesso esce per Agostini, c'è spazio per il Breganze, vediamo se andrà dietro Porta. Esatto, da Agostini comunque in profondità. Agostini va nell'angolo, 1,5 alla fine, c'è Volpe che la domestica e tornerà da Dal Santo, no perché arriva Mattias Cirino, occhio, una delle ultime occasioni. Cirino è centrale, c'è Luca Tremolada, Tremolada gira dietro Porta e poi va da Fiazza. Fiazza con il rovescio, deve cercare un pericolo, qui Fiazza tira da metà pista, Tagliapietra e poi Dal Santo! Arriva lì, scivola e
fallo di squadra. Una delle ultime occasioni, mancano 64 secondi. E Seregno che dovrà giocarsi la qualificazione a Montecchio il 26 di aprile. Vedremo domani cosa farà il Valdagno, perché domani c'è Valdagno Tiene e poi i conti di questa classifica fateli voi da casa, perché è davvero incomprensibile. All'ultima, qua adesso il tiro, e se dovesse vincere il Valdagno ci sarebbe anche Modena Tiene, bisogna stare attenti perché insomma il Tiene ha un punto in più del Seregno e il Modena 3 in meno. Attenzione, scusate, fondamentalmente 1 in meno, perché lo scontro diretto ovviamente del Seregno non può uscire di Mone. 40 secondi alla fine, Breganzi che torna nella propria pista, metà pista, non può, e col possesso 5 secondi può uscire adesso di Mone. Vediamo, occhio Marco Tremolada, taglia pietra. La conclusione contro taglia pietra. Ha dato con la stecca contro tagliapietra Marco Tremolada. E poi, perché ha cercato di andare a prendere il rebound, ha colpito il portiere. Va a chiedere scusa. Cartellino blu per Tremolada, e quindi direi che finisce qui questa partita del Seregno, che sabato dovrà andare a Montecchio a giocarsi l'ultima giornata, che è qualcosa di folle per questa Serie A2, ovvero si giocherà il 26 aprile alle 20:45, Scandiano Roller Bassano, Breganzi Correggio, poi Tiene Modena Pico Valdagno e Montecchio Seregno. Roller Bassano intanto l'ha ribaltata con il Trissino 4-3 Tottene, e quindi in classifica il Roller Bassano andrebbe a 27, a 29. Bisogna vedere poi il match di domani, appunto tra Valdagno e Tiene. Tiro diretto intanto Posito contro Dimone, quindi gli ultimi 31 secondi giocherà con l'uomo in meno il Seregno, e questo è Breganzi che nel caso faccia gol l'ha vinta, nel caso in cui non faccia gol comunque l'avrebbe lo stesso portata a casa. Di Seregno che deve aspettare gli ultimi 50 minuti per sapere se sarà salvo oppure no il destino di questa società, nonostante un'annata davvero molto molto positiva. Il gol di Posito, game set and match, anche se è un 5-3, e 4 gol da parte di Facu Posito, che così si porta a quota 32, e dunque sabato sarà veramente sabato, tra 2 sabati, quindi l'agonia di questo campionato sarà lunghissima. Pasquale tira via Fiazza, la palla è fuori. Luca Tremolada, Cirino, la palla esce, e dunque il Breganze conquista la vittoria numero 16 con un pareggio e 2 sconfitte, sale a quota 49. Nei quarti insomma potrebbe trovarsi, non sappiamo ancora se chi, perché fondamentalmente il Bassano si va a 29, il Montecchio è a 25, il Tiene potrebbe domani andare a 27, quindi non c'è ancora la matematica, e dunque finisce 5-3 per i rossoneri. Poker di Posito, gol di Stefano Dal Santo, che poi firmato subito il 2-0 di inizio partita, e alla fine
Cirino, Marco Tremolada e Fiazza, il gol del Seregno. Io chiudo qui la stagione di telecronache per la Serie A2 di questo Seregno. Potrei esserci il sabato a Montecchio con Nicola Maragnin in una partita davvero all'ultimo sangue di questa Serie A2 incredibile per il suo svolgimento, per la quantità di risultati pazzeschi e per la quota di salvezza che tra qui nessuna squadra merita di scendere insieme al Pico tra tutte quelle da Roller Bassano in giù. Da Paolo Virdi è tutto, ci risentiremo per i finali giovanili a fine maggio, questo è tutto, arrivederci, alla prossima.